A Porto Empedocle è inaugurato un monumento in ricordo di 2 ufficiali morti durante un addestramento del 99. Nuova scossa di terremoto alle pendici dell'Etna, dissesto idrogeologico in Sicilia, 320.000 persone vivono in zone a rischio, sopralluogo dei periti alla Scala dei Turchi. Al Liceo Leonardo appuntamento tematico sul sistema elettorale, la CGIL chiede di abolire i test d'ingresso alle università. A San Vito Lo Capo il Couscous Fest, il Festival internazionale dell'integrazione culturale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. A Porto Empedocle è inaugurato un monumento in memoria di 2 ufficiali dell'aeronautica militare che persero la vita il 20 agosto 1999 durante un corso di addestramento. Arturo Cantella. Inaugurato ieri presso il Belvedere di Via Spinola a Porto Empedocle il monumento commemorativo dedicato al tenente colonnello pilota Marco Co e al tenente colonnello del ruolo naviganti Giuseppe Cornacchia. Durante l'inaugurazione 2 tornado hanno anche sorvolato i cieli di Porto Empedocle in onore dei 2 caduti. A scoprire il monumento sono stati il generale di divisione Area Degni, il brigadiere generale Casella e il sindaco di Porto Empedocle Martello. Presente anche a benedire il monumento Monsignor Damiano. Il monumento è formato dalla deriva di un tornado aereo su cui erano sia Co che Cornacchia il tragico 20 agosto 99 quando successe l'incidente, riportando il codice di matricola e gli stemmi dei reparti di appartenenza dei 2 ufficiali. Il basamento del monumento riporta i colori del tricolore e abbracciato da 3 targhe commemorative in pietra lavica. Alla cerimonia erano presenti i parenti delle 2 vittime. La realizzazione del monumento è stata pianificata dall'Associazione Arma Aeronautica di Catania, organizzatrice degli eventi della giornata con il supporto del Comune di Porto Empedocle e della Prologo. Il significato sarà sicuramente quello di ricordare il sacrificio che hanno fatto i nostri 2 colleghi che sono caduti 23 anni fa in questo tratto di mare durante un'attività addestrativa, quindi siamo qui tutti raccolti assieme alle famiglie e assieme a tutti coloro che li avevano conosciuti in aeronautica, dall'Accademia al reparto operativo, per onorare questo ricordo e scoprire questo monumento che ha fortemente voluto anche l'Associazione Arma Aeronautica di Catania. La memoria è importante, no? Anche per i giovani, per dare loro un segnale. Sì, la memoria è importante e il monumento, oltre a ricordare i nostri 2 caduti, vuole essere anche uno sprone a rendere sempre più efficace a dare valore alla nostra vita, proprio in memoria di chi l'ha persa. Oggi ho il piacere di offrire alla cittadinanza di Porto Empedocle e di tutta l'aeronautica militare questo monumento eretto per questi 2 giovani aviatori che hanno dato la vita per la patria e per tutti noi. Ecco, quanto sono importanti questi momenti? Questi momenti sono estremamente importanti perché cementano chiaramente lo spirito di corpo, di gruppo e soprattutto cementano lo spirito degli italiani perché siamo tutti uniti nella difesa del nostro paese. Sindaco, oggi una manifestazione qui a Porto Empedocle per ricordare 2 validi militari dell'aeronautica che per salvare tanta gente si sono purtroppo con il loro veicolo si sono immersi in mare, se no sarebbe stata una strage. Sì, oggi ricordiamo a distanza di più di 20 anni 2 aviatori, Marco Co e Giuseppe Cornacchia, che il 20 agosto del 1999 dopo una missione a bassa quota partendo da Trapani riscontrarono un problema al proprio veicolo e quindi proprio per evitare di cadere sul centro abitato nelle zone di Ribera preferirono spostarsi verso il mare, ma purtroppo l'operazione riuscì ma persero la vita. Oggi, a testimonianza di quel sacrificio, l'aeronautica militare, il Comune di Porto Empedocle ha ritenuto opportuno, infine, di non dimenticare e lasciare nell'oblio il sacrificio di questi 2 giovani, di intitolare questo monumento ai 2 giovani militari, aviatori, ma a tutte le forze armate in generale, perché ogni giorno svolgono un lavoro encomio per la difesa della patria e dei valori della patria e la salvaguardia della democrazia. Anche la presenza di tanti giovani è importante. Sì, il messaggio che oggi deve passare è quello che l'obiettivo dei giovani è quello del valore della patria.
Oggi l'unico valore che è rimasto è la democrazia e la salvaguardia della patria, quindi molto spesso giovani o meno giovani hanno dato la loro vita per la salvaguardia della democrazia e della patria, dimostrando che molto spesso il sacrificio personale è necessario per la salvaguardia della collettività. Tutta la cittadinanza di Porto Empedocle, di avere ricordato mio fratello dopo 23 anni, che per noi sono sempre di grandissimo dolore, anche perché quell'anno, 2-3 mesi prima, avevamo perso la mamma, dopo il fratello, voi capirete cosa abbiamo nel cuore. Veramente ringrazio, è un gesto meraviglioso. Abbiamo visto la presenza di tanti ragazzi, no? Tutta l'aeronautica. È molto molto commovente. Ringrazio di cuore tutti quelli che l'hanno organizzata, che ci ascoltano e che passando di qua volgeranno un pensiero a questi due ragazzi. E sono la sorella maggiore di Marco Federico. Sono qui con la moglie, con i suoi 2 figli, che all'epoca avevano 2 e 3 anni. Adesso sono uno medico, uno ingegnere, orgogliosissimi del loro papà, anche se non si ricordano praticamente niente, però lo vivranno sempre. Grazie a tutti, grazie anche a lei, grazie mille. Un uomo di 79 anni, Nunzio Noto, è morto investito dalle fiamme in un terreno a Cerde, in provincia di Palermo. Era intento a bruciare delle sterpaglie quando le fiamme lo hanno travolto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il pronto soccorso si è rivelato però vano. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Termini Imerese. Una scossa di terremoto nel Catanese intorno alle falde dell'Etna ha svegliato all'alba gli abitanti di alcuni comuni etnei. Il movimento tellurico è stato nettamente avvertito alle ore 4:21 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, a 4 km a sud dal territorio di Paternò. La magnitudo è stata di 3,6 e l'epicentro è stato localizzato a 4 km a sud dal centro abitato e ad una profondità di 10 km. L'evento sismico, durato diversi secondi, è stato avvertito dalle popolazioni di Edrano, Biancavilla, Ragalna, Santa Maria di Licodia e Belpasso. Nessun danno segnalato. In Sicilia 320.000 persone vivono in zone a rischio idrogeologico. Il rapporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale fornisce il quadro sulla pericolosità associata a frane, alluvioni ed erosione costiera. C'è il servizio. In Sicilia il dissesto idrogeologico coinvolge persone, edifici, beni culturali e attività imprenditoriali. Nell'isola ci sono circa 320.000 residenti che vivono in aree a rischio frane, un dato che si distribuisce per quasi 2.000 km² di territorio, 7% del totale della superficie regionale. Lo rivela il rapporto 2021 dissesto idrogeologico in Italia, presentato nei giorni scorsi dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che fornisce il quadro di riferimento nazionale in ordine alla pericolosità associata a frane, alluvioni e all'erosione costiera dell'intero territorio italiano. La graduatoria provinciale, insomma, valutando una stima della popolazione potenzialmente presente nelle aree a rischio, vede in cima Palermo con poco più di 36.000 persone coinvolte, poi Messina con circa 17.000, ma anche la provincia di Caltanissetta risulta tra le più vulnerabili. Numeri che posizionano l'isola tra le regioni più fragili a livello nazionale, considerando che proprio per le aree a livello di pericolosità più elevata il numero di isolani è valutato tra i più alti d'Italia. Ma non ci sono solo persone e territorio nel mirino dell'emergenza idrogeologica. A rischio frane e alluvioni, infatti, si registrano anche case, attività produttive e beni culturali. In Sicilia, secondo i dati dell'ISPRA, ci sono 102.000 edifici, pari a circa il 5,9% del totale, e 22.472 imprese che risultano nelle aree a rischio. Tra queste ci sono anche circa 1 migliaio di beni culturali. Da considerare inoltre anche la presenza di circa 120.000 edifici che si trovano in aree a rischio idrogeologico, ma anche l'erosione costiera rappresenta un altro gravissimo problema idrogeologico, ormai da anni al centro di un costante monitoraggio di enti ambientali preposti al controllo e di associazioni ambientaliste. Calabria, Sicilia, Sardegna e Puglia sono le regioni con maggior numero di chilometri di costa in arretramento. In Sicilia in particolare il dato relativo alla costa in erosione è pari a 130
39 km. Si tratta del secondo dato più elevato d'Italia dopo la Calabria. Scala dei Turchi di Realmonte, sopralluogo dei periti per valutare la riapertura anche solo in fruizione parziale. Vediamo. Oggi stiamo effettuando il primo sopralluogo alla Scala dei Turchi, altrimenti conosciuta come Scala Maiata. Il sopralluogo e l'incarico che noi abbiamo ricevuto è finalizzato ad ottenere una fruizione anche parziale e a cercare di individuare quegli interventi che possono e che potranno nel tempo fare in modo che questo luogo possa nuovamente essere a disposizione di tutti, fruibile, però in condizioni di massima sicurezza. Quest'area della Scala dei Turchi è stata oggetto di un intervento abbastanza recente della Protezione Civile che ha messo in sicurezza una parte della scogliera. Ora l'attività che si svolgerà chiaramente sarà in parte il completamento di quell'intervento, presumibilmente, in parte la verifica che le opere siano ancora efficaci, ancora efficienti nel mantenimento della scogliera per evitare i crolli chiaramente. È necessario da un lato verificare che gli interventi che sono stati fatti siano ancora efficaci e poi completarli con alcune aggiunte, diciamo così, che servano a garantire la massima sicurezza del camminamento attualmente dalla spiaggia verso la scala. Ovviamente in un ambito controllato, perché non è pensabile un utilizzo di questo bene in maniera del tutto incontrollata e senza che ci sia personale che segua le attività chiaramente. Siamo molto soddisfatti. Dopo aver nominato 2 tecnici che erano stati precedentemente nominati dalla Procura al fine di valutare il revisionando PAI sul sito Scala dei Turchi per rendere nuovamente la scala fruibile ma tutelando sia il sito che la collettività, oggi siamo qui per un sopralluogo. Un grande lavoro di squadra che ha lo scopo di rendere fruibile il sito Scala dei Turchi alla luce del revisionando PAI. Era stato qui un funzionario di autorità di bacino, aveva suggerito la nomina di questi esperti che sono stati nominati dal comune di Realmonte. Gli esperti saranno non solo sul sito Scala dei Turchi ma anche sul promontorio del Faro che è oggetto di revisione PAI e che quindi noi stiamo cercando di valutare a 360 gradi per tutelare la bellezza e la natura e per rendere eventualmente fruibili questi siti ma in modo sicuro. Che dire, noi come amministrazione abbiamo già attivato una serie di servizi, un progetto obiettivo Scala dei Turchi, sono state già pubblicate delle manifestazioni di interesse e contiamo di trasformare la fruibilità e l'accesso di questo sito di adeguarlo all'importanza dello stesso sito, di renderlo più efficiente, di dare tutti i servizi che un SIC deve avere, candidato a diventare bene UNESCO e che tutto il mondo conosce. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo ha sequestrato 33 kg di cocaina nascosti in un'automobile sottoposta a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo. L'uomo alla guida, all'atto del controllo, si è mostrato da subito particolarmente agitato e insofferente, pertanto i militari hanno effettuato una più approfondita ispezione del mezzo, trovando, grazie al fiuto del cane antidrogamia, 30 involucri di plastica trasparente sottovuoto, cosiddetti panetti, occultati all'interno del bagagliaio dell'auto, contenenti complessivamente 33 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La droga, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 2,5 milioni di euro. Il corriere di nazionalità italiana è stato arrestato e trasferito al carcere Pagliarelli. Il Leonardo di Agrigento, diretto da Patrizia Pilato, ha coinvolto i propri studenti in un incontro tematico sul sistema elettorale vigente. Arturo Cantella. Un interessante incontro oggi di educazione civica con il professore Tesè. State spiegando come si vota sia alle regionali che alle nazionali? Assolutamente sì, abbiamo ritenuto
sentire il dovere di dare ai nostri ragazzi questa opportunità nell'ambito del nostro già ricchissimo curricolo di educazione civica, perché riteniamo che soprattutto i ragazzi che per la prima volta si approcceranno al voto, quindi i nostri 18enni, 19enni, con un sistema elettorale che anche a noi adulti a volte appare farraginoso, ritengo che sia davvero doveroso da parte della scuola. Oggi parliamo di sistema elettorale e parliamo di un sistema elettorale che di fatto detta le norme per tradurre in rappresentanti l'elettorato, e quindi è giusto che, dato che i nostri ragazzi sono a pieno titolo elettori attivi di questo Paese, vadano ad esercitare un voto consapevole e partecipato. È un esercizio di democrazia importantissimo, questo è il messaggio che noi vogliamo dare ai nostri ragazzi, perché avere lo strumento del voto significa contribuire a far crescere il nostro Paese. Approfittiamo per un'altra domanda, è iniziato da qualche giorno l'anno scolastico, ecco, con quali prospettive guiderà la scuola quest'anno, Presidente? Le prospettive sono sempre le più alte, le più entusiasmanti, quelle che partendo dal solco già tracciato sono già lanciate verso nuove sfide, verso nuove opportunità, soprattutto verso l'innovazione dei curricoli, che oggi sento doverosa da parte di chi si occupa di educazione dei ragazzi, perché noi abbiamo a che fare con la generazione Z che corre ad una velocità assolutamente lontana, diciamo, da quelle nostre, e quindi abbiamo il dovere di adeguare il nostro lavoro di educatori e di docenti a quelle che sono le esigenze e bisogni dei nostri giovani, e all'interno con i nostri dipartimenti, all'interno del nostro curricolo stiamo programmando iniziative che vanno a potenziare già quelle dello scorso anno, ma vanno anche ad approfondire determinati temi sempre collegati all'innovazione. Carola De Paoli, Presidente del Lande, sempre attenta a queste tematiche, oggi a Leonardo lezioni di educazione civica proprio per spiegare a nuovi lettori come si andrà a votare. La preside, la dottoressa Patrizia Pilato del Liceo Scientifico Leonardo ha invitato l'Associazione Nazionale Donne Elettrici in questa occasione a collaborare in qualche modo il professore Tesè in questo percorso di chiarimento del sistema elettorale, sia per le elezioni regionali che per quelle della Camera e del Senato nazionali. La mia presenza come Presidente dell'Ande vuole oggi ribadire l'importanza del voto, l'importanza che i ragazzi che hanno appena compiuto o durante quest'anno 18 anni vadano ad esprimere il diritto di voto, perché rappresenta un momento fondamentale della libertà del cittadino, e quindi di fare passare un messaggio forte conformemente a quello che è lo statuto dell'Ande, di combattere l'astensionismo. Professore Tesè, oggi qui all'Istituto Leonardo una lezione di educazione civica per spiegare appunto i meccanismi ai giovani che andranno a voto per la prima volta di una legge elettorale ovviamente molto complessa e una molto più semplice che quella per la regione siciliana. Sì, ma io devo dire con estrema franchezza che un po' per l'attenzione, un po' per la preparazione che questi ragazzi si ritrovano è stato meno difficile di quanto pensassi. I ragazzi sono stati attenti, hanno compreso, abbiamo fatto anche delle verifiche, delle simulazioni, e ho visto che i ragazzi hanno capito appieno e rapidamente i sistemi elettorali. Hanno anche espresso delle note, delle valutazioni personali, intelligenti, interessanti. Ma soprattutto la cosa che si è capita di più oggi è quella che non soltanto il voto è un diritto conquistato anche con il sangue dai nostri padri e dalle nostre mamme, che hanno voluto questo diritto sacrosanto, espressione di democrazia, ma i ragazzi hanno compreso e comprendono che votare è anche un dovere che esige una grande consapevolezza e soprattutto un grande senso di responsabilità. Io oggi me ne torno con grande ottimismo, perché penso che, se è vero come è vero che la società di domani sarà tale e quale la scuola di oggi avrà contribuito a preparare, i ragazzi che ho visto oggi
qua a Leonardo di Agrigento sono ragazzi che lasciano veramente a ben sperare e sicuramente la società di domani sarà veramente migliore. La CGIL chiede di abolire i test d'ingresso all'università. Vediamo. Forte presa di posizione della FIC CGIL Sicilia in merito all'abolizione dei test d'ingresso dell'università. La CGIL di Palermo, Regione Sicilia, chiede l'abolizione dei test d'ingresso all'università. Gli studenti devono avere la possibilità di accedervi liberamente senza dover essere costretti a sostenere corsi di preparazione costosissimi e senza sottoporsi a prove selettive improponibili. Lo dice Adriano Rizza, segretario regionale della FLC CGIL Sicilia. È emblematico, continua Rizza, il caso del test di medicina, che in Sicilia è stato superato da meno della metà dei candidati, per la precisione del 47,6%, mentre a livello nazionale abbiamo una percentuale del 50,8%, percentuali bassissime, secondo il segretario della CGIL regionale siciliana, che non possono essere imputate alla responsabilità esclusiva dei candidati. È evidente che il meccanismo non funziona, i test richiedono un livello di preparazione troppo specifico e dettagliato. Non tutte le famiglie, argomenta Rizza, possono permettersi di affrontare le ingenti spese che richiedono percorsi di preparazione alle prove. Questo vale soprattutto al sud, dove molte famiglie vivono in situazioni di difficoltà economica. Come FLC CGIL, conclude Rizza, riteniamo che l'accesso all'università debba essere libero e il diritto all'istruzione deve essere garantito a tutti, senza alcun limite. Tappa siciliana di snello dello studio nazionale che si propone di esaminare lo stato di salute cardiovascolare degli italiani sopra i 65 anni. Arturo Cantella. Si è svolta in Nello la tappa siciliana di uno studio sulla prevenzione cardiovascolare denominato PREVASC, dedicato alle persone oltre i 65 anni. Il nome della tappa è il cuore di Snello. Questo studio rappresenta il più importante dedicato a questa fascia in età e in Italia, condotto da un'equipe di ben 7 cardiologi che hanno testato il cuore dei residenti della cittadina siciliana mediante elettrocardiogramma, ecocardiografia, visite cardiologiche. Lo studio è stato anche condotto in altri 10 comuni di non oltre 3.000 abitanti di altrettante regioni siciliane. Se infarto e angina sono conosciuti dalla maggior parte delle persone, altrettanto non si può dire per le malattie valvolari, che interessano ben 1 milione di persone nel nostro paese, pari a circa il 10% della popolazione sopra i 65 anni. E allora adesso abbiamo disponibili delle tecniche innovative che sono diventate terapia consolidata per alcune di queste valvulopatie, come per esempio la stenosia aortica, che è una malattia tempodipendente con ripercussioni importanti sulla salute dei cittadini. La diagnosi tempestiva è fondamentale per arrestare il decorso verso forme molto severe che sono fatali per una buona parte dei pazienti sintomatici se non vengono sottoposti appunto a un trattamento appropriato in maniera molto rapida. Per questo è fondamentale appunto che queste patologie vengano conosciute e che questi pazienti possano avere accesso alle cure appropriate. Sicuramente l'ARTIM è il nucleo operativo che adesso è riconosciuto dalle linee guida, anche dalle più recenti. Di fatto è un lavoro di squadra in cui le decisioni praticamente vengono condivise con un approccio multidisciplinare e si sceglierà la terapia più adatta per il singolo paziente. Un altro aspetto fondamentale è anche il contesto in cui il paziente deve essere curato, a prescindere dall'approccio mini-invasivo chirurgico, ed è necessario che questo avvenga in un Heart Valve Center, cioè una struttura dotata di tutte le competenze necessarie per il trattamento di pazienti con patologie valvolari come ISMET.
Le malattie valvolari sono sostanzialmente la valvulopatia aortica e la patologia mitralica. Si tratta di valvulopatie la cui prevalenza aumenta con l'età e di fatto rappresentano un problema di salute importante per la nostra popolazione, poiché se sottotrattate, come di fatto in questo momento accade, diventano appunto un problema sociale. Questo è uno studio molto interessante, il cui obiettivo è quello di valutare lo stato di salute cardiovascolare della popolazione italiana, poiché sappiamo che le malattie cardiovascolari hanno una prevalenza elevata che aumenta con l'età, però in realtà i dati puntuali non sono disponibili. Questo è l'obiettivo, valutare in un campione di 2000 pazienti lo stato di salute degli stessi e mettendo a disposizione le tecnologie diagnostiche più avanzate in modo tale da sottoporre gratuitamente a visita cardiologica, elettrocardiogramma ed ecocardiogramma i cittadini per portarli a una consapevolezza maggiore sulle malattie cardiovascolari ed eventualmente anche a una diagnosi precoce. È fondamentale, come in altri campi della medicina, ma in particolare perché le malattie cardiovascolari sono in Sicilia, ma in realtà in tutto il mondo occidentale, la prima causa di mortalità e di ospedalizzazione in forte crescita, questo per una serie di motivi legati soprattutto all'invecchiamento medio della popolazione. Va detto che in questo momento storico la prevenzione nel sistema sanitario italiano è abbastanza trascurata per una serie di ragioni fondamentalmente organizzative ed economiche, e quindi è di particolare importanza che delle iniziative anche su territori specifici vengano attuate su patologie valvolari, come in questo caso stiamo facendo, ma più in generale per la prevenzione cardiovascolare anche per quanto riguarda per esempio le malattie coronariche, l'ipertensione e varie altre patologie. Questa iniziativa nasce da collaborazioni importanti, quindi laddove il sistema sanitario non può arrivare o in questo momento non è organizzato per arrivare, grazie a delle iniziative di singole istituzioni, in questo caso la Società di Cardiogeriatria, in collaborazione con l'ISMET, che è quindi una struttura di prestigio siciliana in cui io stesso ho lavorato per circa 20 anni come responsabile della cardiologia, e con un'associazione che si chiama Avicenna, di cui sono presidente, che sta conducendo un progetto generale di screening cardiovascolare nell'intera area delle Madonie. Quindi qua a Isdello ci stiamo focalizzando sulla stenosi aortica e sulle malattie valvolari in generale e sulla popolazione più anziana. L'obiettivo è quello di far emergere questa patologia che altrimenti sarebbe riconosciuta tardivamente, quando già dà delle manifestazioni cliniche, e avviarla a un'opportuna terapia che in questo caso sarebbe fatta all'ISMET. Quindi ecco la struttura collaborativa che si occupa di questo progetto. Se le multe, seppur salate, non bastano, allora verranno sequestrati cautelativamente i mezzi, auto e motoveicoli utilizzati per abbandonare rifiuti sul territorio. E quanto ha disposto l'amministrazione comunale di Marsala nel Trapanese per cercare di porre un freno a tante microdiscariche in periferia e nelle borgate. Il mezzo sequestrato non sarà restituito fino al pagamento della relativa multa, che si aggira a circa 400 euro. Nei primi 2 anni dell'amministrazione Grillo il comune di Marsala ha messo in campo 3 squadre di operatori che ogni giorno rimuovono oltre 50 microdiscariche, installato 60 telecamere di videosorveglianza in punti strategici, fatto 1120 sanzioni amministrative per violazioni ambientali, sequestrato numerose discariche abusive su iniziativa della Polizia Municipale per un totale di 32.000 metri quadrati, inviando in procura 23 notizie di reato raccolte dalla Polizia Municipale per gestione illecita di rifiuti, discariche abusive e illecita combustione di rifiuti. I primi 100 giorni del sindaco di Messina, Federico Basile. Vediamo. Sindaco, soddisfatto di questi primi 100 giorni?
Assolutamente sì, soddisfatto, stiamo facendo un po' un resoconto che poi renderemo pubblico a tutti, ma credo che l'abbiate visto nei giri e nelle azioni che abbiamo posto in essere, quindi grande soddisfazione, frutto di un lavoro che era già stato fatto e di cui oggi insieme alla squadra stiamo non solo raccogliendo i frutti ma anche portando avanti tante realtà che già erano in cantiere. I concorsi, quando partiranno? Lei parlava di fine anno? Sì, abbiamo adottato in giunta il fabbisogno triennale del personale, l'abbiamo mandato a Roma in COSFER per l'autorizzazione e ritengo che a ottobre, metà ottobre dovrebbero esprimersi e poi da lì partiremo per la parte amministrativa. Spero veramente entro fine dicembre di poter bandire tutti i concorsi. 3 mestieri, il nodo più spinoso che vi ho trovato ad affrontare anche in questi 100 giorni. Si andrà alla rescissione, avete novità dall'ufficio legale? Allora, il problema rescissione o cooptazione è legato a un aspetto tecnico come già avevo avuto modo di sottolineare e la realtà è che 3 mestieri in questo momento è fermo e non ce lo possiamo permettere, quindi la soluzione che adotteremo sarà la più breve per riprendere un lavoro che è diventata la tela di Penelope per una città che ha necessità di avere un porto che si chiami porto per i mezzi pesanti perché non è più possibile dopo tanti anni tornare sempre sul solito nodo. La cosa di cui va più fiero fatta in questi primi 100 giorni? Intanto vado fiero del fatto che sto lavorando bene con una squadra che mi sta dando tanto supporto e sono convinto che l'interlocuzione che stiamo avendo con tutte le forze sociali, politiche, economiche, il famoso rilancia Messina, è il frutto dell'esperienza di questi anni che in realtà proprio per il lavoro svolto oggi consente di vedere proprio i primi frutti che già abbiamo. Quindi Rilancia Messina è una piattaforma che tutti forse ancora non comprendono ma che dà dialogo a una città che ha bisogno di dialogo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. A San Vito Lo Capo il Couscous Fest, il Festival internazionale dell'integrazione culturale. Vediamo. Oggi è la prima giornata dell'autunno che è arrivata qui per godersi e celebrare questi 25 anni del Couscous Fest e ci rendono felici perché le nostre scelte dopo 2 anni di chiusura hanno avuto ragione e quindi siamo molto soddisfatti. Ancora è lunga la strada, ci sono tante attività, c'è una bella atmosfera di allegria, questo dicono in molti che sia il Festival del Sorriso. Orlando, tu fai il gol, vai in porta, però c'è la squadra che ti prepara l'azione e fa sì che il feedback è sempre grande. Io sono in panchina, devo dirti che chi fa gol sono sostanzialmente i protagonisti, quindi tutti coloro che in questi giorni hanno animato questo meraviglioso teatro raccontando delle storie incredibili su quello che accade in Sicilia dal punto di vista appunto delle attività sociali e tutto quello che è interazione con il mondo del turismo e dell'agroalimentare. C'è Lello che gioca qui in piazza, Lello Alpino dei Tintorie. Io adoro San Vito e vengo spessissimo a San Vito. Sono arrivato un giorno prima e mi sono goduto il mare di San Vito che è una meraviglia, ma questo non lo dico io, lo dice tutto il mondo. E poi il couscous, cioè il Couscous Fest ragazzi ormai ha portato San Vito in giro per il mondo. Ormai è un marchio, Couscous Fest uguale San Vito, quindi uguale universo. Bellissima, una cosa meravigliosa. La tecnica è l'ancucciata, granello dopo granello di semola fa sì che la fratellanza va avanti, ci si accomuna e ci supera le barriere. Allora, il couscous è il simbolo dell'ospitalità, dell'apertura della Sicilia, di questo luogo meraviglioso che è il centro dell'universo. La Sicilia è così bella, io lo dico nei miei concerti, perché a parte che la parola ospitalità è nata qua, è perché appunto abbiamo detto sì a tutto quello che ci è capitato. Del resto tu giri per la Sicilia e trovi culture, religioni, modi di pensare così diversi, così vari, così eterogenei, che poi rendono bello anche tutto il resto del mondo. Questo è la Sicilia che si fa portavoce di questo messaggio di fratellanza e di ospitalità a San Vito Lo Capo attraverso il Couscous Fest. Saluto Video Sicilia e tutti i video siciliani. Un progetto innovativo che è quello che ci vede insieme alla Tunisia, il progetto Coart. Sono molto contento delle opportunità che stiamo avendo di mettere in vetrina anche le bellezze, la capacità e la creatività degli artigiani alcamesi e anche tunisini. Ci sono delle esperienze nell'ambito di quello che è il settore dell'artigianato che arrivano
a stabilire quali sono, diciamo, i percorsi migliori da utilizzare per innovare l'artigianato, che è quello tradizionale, che è quello artistico. Basti pensare che noi questa sera abbiamo l'esperienza di campo, perché vediamo che ci sono degli imprenditori di Tunisi che operano nel settore della ceramica e della lavorazione del corallo, che si confronteranno con gli imprenditori trapanesi, e quindi questa cosa non fa altro che migliorare l'efficienza e l'efficacia di quello che è poi alla fine un territorio, un tessuto, che è quello dell'artigianato, che è la spina dorsale della nostra economia. In sostanza noi puntiamo a valorizzare il comparto dell'artigianato, ecco perché CNA nella sua interezza ha voluto sposare questo progetto, ha voluto essere presente all'interno del progetto. Non si vuole perdere l'artigianato che ha, diciamo, le tradizioni, che ha una storia, però è pure vero che bisogna digitalizzarlo, innovarlo, perché ormai il mercato moderno impone questo. Come possiamo fare viaggiare tutte le problematiche, soprattutto di questi giorni, il costo delle materie energetiche e questo artigianato che stiamo tanto promuovendo? Guardi, su questo c'è un lavoro che è impressionante che sta facendo la CNA nazionale e regionale. Basta pensare che noi già siamo impegnati a Taormina per l'assemblea annuale, e questa è una delle tematiche che saranno affrontate a livello nazionale, perché l'artigianato vive di energia e di conseguenza immaginiamoci un po', faccio un esempio, il bene primario che è il pane, no? Noi abbiamo una protesta che abbiamo messo in atto sui panificatori, che per quanto riguarda la produzione di questo bene primario hanno avuto un incremento di costo di materie prime che è del 30%, l'energia è aumentata del 300% e c'è una proiezione, sono delle indagini fatte da noi, indagini interne, che da qui a dicembre la produzione possa aumentare, diciamo, come costo di energia del 500%, si immagini un po'. Spostato il mercato di Messina da Ginostra all'ex Mandalari, rabbia e amarezza per il ritorno in un'area che da sempre non piace. La decisione della giunta Basile ha causato la protesta degli ambulanti. Vediamo. Oggi noi, nonostante le modifiche fatte da noi, che i banchi comunque li abbiamo fatti più piccoli, abbiamo ristretto tante cose, grazie a Dio siamo riusciti a entrarci, ecco, quelli che ci siamo. Però l'amministrazione ancora ci fa soffrire, proprio non ci vuole aiutare, ecco, noi siamo in una fase proprio di disperazione. È dal 15 agosto che non facciamo il mercato di Viale Giostra, la gente ci chiama, ci dice come mai non c'è il mercato, abbiamo molti clienti che giustamente ci capiscono, perché diciamo non è giusto, comunque gente che vuole lavorare, perché è un diritto al lavoro, non è che chiediamo chissà cosa, chiediamo il diritto di lavorare. Ci stanno negando il diritto di lavorare, perché noi abbiamo tutta l'intenzione di sistemarci in un modo o nell'altro, solo che o per una cosa o per un altro ci stanno giocando, cioè dicono di metterci qua Viale Giostra e poi ci tolgono 150 metri, ma Piero lo sanno loro che se ci tolgono già 150 metri dall'inizio di dove andavamo una volta non ci entriamo più, perciò questa qui è una presa per i fondelli, cioè ci dobbiamo sistemare, noi abbiamo famiglia, mutui, luce, gas, cose, cioè come facciamo a vivere? Ora loro devono sistemare Messina, era una città invidiata, io sono di Catania, ha 35 anni che sono qua. Nel 90 Messina era invidiata come mercati, come città. Ora c'è una città persa, tutte strade chiuse. Mercati che non... perché allora, una città senza un mercato storico è una città senza cultura. Che sia ben chiaro, se non la mettono in testa. Perché Messina non è San Stefano de Camastra, Messina è una città, non è un paese, ed è giusto che ha un mercato storico e io questo mercato su mangiano. Perché loro prima ci dicono una cosa e poi ne fanno un'altra, sentono che vogliamo scioperare, ci danno il contentino, poi ci tirano giorni per fare i loro marchingegni, non so quello che vogliono fare, non ci abbiamo capito niente. Ci sono le elezioni domenica, quindi hanno fatto di tutto per non farci scioperare periodo delle elezioni. Ma noi continueremo perché per noi non è un problema di elezioni, per noi è un problema di sopravvivenza. Non parliamo di 140 persone, ma parliamo superate le 500-600 persone, perché ogni famiglia c'è chi ha figli, chi ne ha 2, chi ne ha 3, i dipendenti che ci lavorano, perché minimo un dipendente ce l'abbiamo.
Il mercato di giostra era nell'area extramatalaria, non era confinato, è un termine che non mi piace, era la sua localizzazione naturale. Vabbè, ma dico, è giusto chiamare le cose con il proprio termine, era quella la localizzazione, è stato spostato per 3 mesi in causa utilizzo dell'area per l'emergenza Covid. Più di 3 mesi è stato, forse è stato 8 mesi, è tornato nella sua localizzazione naturale. I mercatali correttamente, in base alla loro visione, cercano uno spazio su strada. Abbiamo trovato una soluzione tampone che deve essere comunque condivisa, stiamo lavorando su questa, vedremo se questa soluzione poi andrà bene per la città. Perché la cosa importante, questo lo voglio ricordare tutti, io sono il sindaco della città di tutti i cittadini, quindi le istanze personali sono legittime ma devono trovare una completa localizzazione nell'interesse della città. Noi abbiamo fatto un incontro con l'associazione che fa riferimento sindacale ai mercati, c'è una soluzione che potrebbe essere intermedia, non sappiamo se poi il territorio la supporta e sopporta anche in termini di viabilità, perché sapete perfettamente che nonostante il mercato si faccia 1 o 2 volte a settimana è sempre un grande punto interrogativo. Vediamo se questa soluzione può trovare anche il favore dei mercatari, in alternativa la strada è quella di farli tornare alla localizzazione originaria. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto!